Fabio, siamo al termine del match che ha visto il Montecchio Maggiore vincere 6-1 con la Governolese. Al di là del risultato, delle buone sensazioni, sia il primo che il secondo tempo, hai cambiato molto, però penso che i riscontri siano stati positivi. Assolutamente, questo è una partita che chiude un ciclo, che è quello insomma un po' della preparazione, perché la prossima settimana andiamo in preparazione alla partita, alla gara ufficiale che quindi oggi ci è servito molto, mi ha dato degli spunti, delle indicazioni su cosa dobbiamo migliorare e su quello che sta girando. Come hai detto te, sono finiti il tempo dello studio, passami il termine, il parallelismo con magari gli esami universitari e si iniziano con gli esami. Domenica prossima il primo esame, tra virgolette, con il Bassano in Coppa Italia e poi a seguire la prima in campionato. Cose ti aspetti intanto dalla Coppa? Mi aspetto gara tosta, gara difficile, mi aspetto continuità da parte dei ragazzi che stanno lavorando in maniera molto profonda e soda e quindi mi aspetto questo, ci aspettiamo tutti che questo gruppo continui a crescere perché secondo me ha ancora delle potenzialità. Sappiamo che il campionato di Serie D è molto cinico, cioè basta un errore, si prende gol e la partita cambia gli equilibri e tutto. Oggi sul fronte, tra virgolette, miglioramenti e errori, come li hai visti? Beh, mi vai a toccare un nervo scoperto, nel senso che a prescindere sono contento che abbiamo trovato la via del gol, ma è chiaro che, che mi resta lì, diciamo, sul gozzo quello che abbiamo preso. Sono così, non mi piace per niente, quello dobbiamo capire cosa migliorare e sicuramente quella è una cosa sulla quale lavorare e migliorare.